Buongiorno a tutti. Cominciamo il nostro terzo incontro. È già stato ricordato da Serena Fornasiero il libro La grammatica di Luca Serianni, una grammatica di consultazione senza esercizi, molto agevole, molto precisa, molto leggibile, ma anche molto consultabile. In particolare, nella edizione già menzionata dalla professoressa Fornasiero, per essere più ufficiali, l'edizione della Garzantina è dotata di un pronto soccorso linguistico, vale a dire un lungo indice di non so quante pagine, ma insomma più di 100 pagine, dedicato ai dubbi linguistici, sicché di fronte a una domanda specifica questa appendice, che non c'è nelle edizioni della UTET, è stata aggiunta da Giuseppe Patota, a sua volta autore di grammatica e allievo dello stesso Serianni, può fornire una risposta pronta e utile, evidentemente. Poi tu hai già ricordato La Crusca per voi, il periodico del... No, ecco, allora questo problema dei dubbi, che vengono fuori dagli ambienti della scuola, ma cosa caratteristica italiana, molte volte non sono dubbi linguistici, per usare una espressione che non mi piace molto, di addetti ai lavori, cosiddetti specialisti, che sarebbero gli insegnanti, noi insegnanti e gli studenti. Non sono soltanto dagli ambienti di scuola che vengono le domande più svariate, ma anche lettori italiani che, in quanto utenti della lingua, hanno delle domande, insomma, no? Allora l'Accademia della Crusca, il cui indirizzo si trova in rete, c'ha un bel sito molto utile, l'Accademia della Crusca, che si trova a nord di nel comune di Firenze, a nord, in una villa molto bella del XV secolo, l'Accademia della Crusca pubblica un giornale che è stato fondato da Giovanni Nencioni, un studioso che abbiamo già ricordato in precedenza, e si intitola La Crusca per voi, ed è un giornale che viene mandato gratis alle scuole o credo a un costo molto contenuto, ma proprio minimo, ed è proprio fatto di dialoghi tra lettori che domandano e linguisti che rispondono in maniera ragionata a domande le più svariate, sulle quali non mi soffermo, perché segnalo la possibilità di avere questo periodico a scuola o anche individualmente, e do subito la parola a Serena Fornasiero, che farà una prima parte dell'incontro di oggi, continuando l'argomento della grammatica dopo il discorso che ci ha fatto l'altra volta sul verbo, e dopodiché passeremo, dopo un po' di maledetta grammatica, facciamo un po' di ginnastica, ahimè, sempre non grammaticale. Allora, buon pomeriggio a tutti. Questa piccola introduzione fatta da Francesco Bruni mi rende agevole attaccare con le cose di cui volevo parlare oggi. Perché sia l'appendice che c'è nella Garzantina della grammatica di Serianni, sia il suo immediato precedente, cioè quelle schede grammaticali che Giuseppe Patota aveva
interfogliato al dizionario Garzanti, chiamato l'insieme di queste schede grammabolario, cioè una via di mezzo fra la grammatica e il vocabolario, appunto. Sono due oggetti, entrambi, che aggirano o cercano di aggirare il tedio insito nell'oggetto libro di grammatica. Noi abbiamo già imparato, grazie a quello che ci ha detto Francesco Bruni nella prima lezione, che grammatica significa due cose. Significa sia l'insieme delle norme di produzione di una lingua, sia la riflessione su queste norme e la loro presentazione in forma sistematica, cioè il libro di grammatica. Bene, il libro di grammatica è circondato da una aureola negativa e quindi è aggirato, è tenuto a distanza anche da molti docenti in tutte le scuole italiane, forse anche fuori d'Italia, perché è noioso, ha questa caratteristica di sistematicità e pesantezza che lo rendono antipatico. E allora si possono cercare delle vie alternative, per esempio con queste schede singole che ci sono nel grammabolario Garzanti. A livello di case editrici, a me è capitato, direi, almeno due volte significative e complete, di ricevere delle proposte di editori che mi dicevano: facciamo una cosa che non sembri una grammatica, ma che contenga delle risposte di pronto uso, cioè che non ci sia bisogno di andare a consultare scorrendo un indice ampolloso e lungo e complesso. Proviamo a vedere se si può fare qualcosa di più spiritoso e sportivo. Allora, in realtà è una sfida abbastanza azzardata. L'ultima volta che mi è stata fatta questa domanda è stato un simpatico e molto bravo filologo romanzo che si chiama Fiorino di cognome, che lavora per il Mulino, per la casa editrice Il Mulino. E proponeva alla mia collega Silvana Tamiozzo e a me, che siamo autrici di questo libro che mostro, che si intitola Scrivere l'italiano galateo della comunicazione scritta, proponeva a noi due, arrivati alla terza edizione, è un libro di cui non riusciamo a liberarci più. L'altra volta ho parlato di un libro che non pubblicherò mai, questo qui l'ho pubblicato anche troppo. Questo galateo, a cui sono affezionatissima, non occorre dirlo, arrivata alla terza edizione si è incrociato con questa domanda e con questa proposta di Biagio Fiorino e abbiamo cercato di accontentarlo. L'appendice quarta di questo libro, che è un'appendice molto snella, come vedete dal numero di pagine implicate, si chiama Pronto intervento. Pronto intervento e funziona per domande e risposte. Ma che cosa mettere in queste poche pagine è stato forse l'oggetto più difficile durante la scrittura del libro. L'abbiamo organizzato in maniera molto arbitraria, semplicemente procedendo dalla grafia alla morfologia, al lessico e alla sintassi, cioè andando lungo un percorso abbastanza canonico, con domande e dubbi fulminanti che abbiamo cercato di affrontare e risolvere in poche righe. Quindi si va dal dubbio su come si scrive un po', e noi sappiamo quanto la scrittura dei cellulari abbia danneggiato, soprattutto nei primi tempi, adesso un po' meno, abbia danneggiato le convinzioni ortografiche degli studenti e degli italiani in generale, per arrivare a problemi anche di semantica, con usi strani e impropri, ma divertenti,
che una volta corretti hanno comunque avuto il pregio di stimolare, noi speriamo almeno che l'abbiano avuto, di stimolare delle riflessioni ulteriori. Pronto intervento l'abbiamo chiamato, ma c'è stato un passaggio precedente. Qui Francesco Bruni è corresponsabile, anzi è il responsabile, perché molti anni fa, alla fine degli anni 90, scrivevamo in un gruppo di facinorosi questo manuale di scrittura e comunicazione per la casa editrice Zanichelli. Questo libro poi anche lui ha avuto una storia, è stato ripubblicato l'ultima volta anche di recente, con un aspetto e anche un contenuto un po' diverso, ma io vi faccio vedere l'originale. Questo manuale di scrittura e comunicazione, che ha uno spettro molto ampio, si occupa dei problemi di scrittura secondo tipologie diverse e inclusive, quindi si va dalle scritture pratiche, dalle liste fino alla tesi di laurea e oltre. Beh, questo manuale a un certo punto ha un capitolo, che è il capitolo 9, che si intitola "A proposito di alcuni dubbi di ortografia e grammatica". E anche qui c'è stato l'imbarazzo della scelta. Di cosa parliamo? Su cosa portiamo l'accento? Per non fare una grammatica, ma per snidare certi punti dolenti della competenza della lingua scritta, in questo caso, della comunità italofona. E qui c'è un po' di tutto, cioè dalle parole su cui non ci sentiamo sicuri al momento di scriverle, che so, proficuo, con la C o con la Q, onnisciente, con la I o senza la I, eccetera, vi risparmio le altre, fino ai plurali strani. Si dice le carceri, come plurale di carcere, il carcere maschile, oppure si può dire i carceri, ma poi abbiamo affrontato certi problemi che riguardano il congiuntivo, abbiamo affrontato l'uso di ne partitivo, che me ne faccio di tutte queste cose, ma viene fuori una frase ridondante, pleonastica, sbagliata, giusta, si può difendere, non si può difendere. Quindi almeno 2 volte con questo libro e con questo libro, io mi faccio una pubblicità sconveniente, mi sono trovata a selezionare, cioè a decidere che cos'è, qual è il dente che duole quando gli italiani parlano e ancor peggio scrivono la loro lingua. È il cruccio e è la missione e è la delizia forse di tutti gli insegnanti della nostra scuola, che devono insegnare il piacere della letteratura, il piacere della scrittura, il piacere della lettura, ma dentro a questo canale così edonistico devono fare i conti con delle regole che in parte sono razionali o hanno una motivazione razionale, ma in parte sono anche arbitrarie, stabilite in epoche strane, no? Nella Crusca del 1612 fu stabilito che azione si scrive con una Z sola, per esempio, ma il suono di questa parola è con 2 Z in realtà, o se volete la Z è un suono doppio comunque. Oppure chi ha deciso che soqquadro si scrive con 2 Q? C'è un motivo naturale? No, non c'è. E queste regole, in parte arbitrarie, in parte legate alla storia della nostra lingua, sono anch'esse il pane quotidiano del mestiere nobilissimo e bellissimo, a cui io non rinuncerei mai, di fare l'insegnante. E a volte, ma uno magari è laureato in storia o è laureato in latino, e quando deve insegnare grammatica italiana in classe
farebbe volentieri un'altra cosa, non vorrebbe essere aiutato. E molti colleghi, molti docenti mi raccontano esattamente questo, oppure sono in classe e sto insegnando questa cosa raffinata di come si usa né partitivo, ma non posso dimenticare che in primo banco ho un cinese, un filippino, un cileno che mi guardano così e allora cambio pista, cambio discorso, temporeggio, abbandono. Come si può fare? Allora, si può fare una grammatica in pillole che è stata fatta e che è dentro all'edizione più recente del 2013 del figlio di questo. Il figlio di questo si chiama Manuale di scrittura e comunicazione, non mi ricordo non me più. lo ricordo, no, i Ecco. titoli non mi ricordo. E alla fine ha una grammatica in pillole di cui è autrice. L'autrice non è qui, si chiama Francesca Malagnini ed è una nostra amica e collega. Quindi c'è una grammatica in pillole, c'è la possibilità di sparare a raffica un po' di consigli utili, c'è la possibilità di, per i docenti, dico, di approfondire, metabolizzare e poi restituire agli studenti argomenti specifici trattati in maniera avanzata in libri recenti e farne materiale di riflessione in classe. Cito uno fra tutti, solo perché è recente, per quel che riguarda la punteggiatura. Argomento quanto mai odioso la punteggiatura per gli studenti e forse anche per i docenti, non lo so, ma argomento quanto mai adatto a riflessioni raffinate. Con la punteggiatura si possono dire tante cose che non ci sono nelle parole usate per scrivere. C'è una trattazione eccellente del problema interpuntivo fatta da Vice Mortara, direi. Vice Mortara Garavelli. Vice Mortara Garavelli, però ce n'è una più leggera e molto simpatica, fatta da Francesca Serafini. Il titolo è Questo è il punto, che è un bellissimo titolo, Istruzioni per l'uso della punteggiatura, la terza. Questa signora, che non conosco personalmente, fa la sceneggiatrice, quindi scrive per la televisione e per il cinema. Evidentemente il suo mestiere ha sollecitato un desiderio di affrontare in maniera sistematica il problema, cosa che lei ha fatto in modo molto simpatico, usando tutta una serie di esempi tratti dalla letteratura contemporanea, alcuni esempi in contraddizione con gli altri, per far vedere che si può fare così e colà, e non si può darlo ai ragazzi, ovviamente, cioè bisognerebbe fare per un anno un corso sulla punteggiatura, dedicarsi solo a quello, ma si può leggere con piacere e poi trarne ciò che può servire in classe. E ultima cosa di cui volevo dare segnalazione, questo è ancora più recente, Silverio Novelli. Si dice? Non si dice? Dipende. L'italiano giusto per ogni situazione. Questo libro dell'editore La Terza è del 2014, quindi è recentissimo. Io non sono molto d'accordo, cioè non sono sempre d'accordo con quello che scrive Novelli, però è un altro modo possibile di spezzettare in tanti rivoli e problemi singoli quello che di solito siamo abituati a trovare in una grammatica. È interessante perché declina i problemi grammaticali non in soluzione buona e soluzione meno buona o sbagliata, ma in plurime soluzioni, cioè questo si può dire, questo
si può solo dire ma non scrivere, questo si può scrivere ma solo in situazioni poco formali, questo si può dire, scrivere in qualunque situazione. Quindi mette dei disegnini che forse non si vedono alla telecamera, ma voi che siete qui presenti li vedete. Questa è una manina che tiene la penna, quindi si può scrivere. Questo è un omino che parla, si può dire e così via. C'è tutta una segnaletica di emoticon o quasi che pilotano la comprensione. Allora, dopo tutta questa pubblicità che ho fatto ai libri altrui e anche miei, volevo far vedere una grammatica che non ha avuto nessun successo di acquisto, cioè nessun successo commerciale, e che forse è anche uscita di circolazione, ma che meritava ben altro. Allora, è questa, l'italiano di oggi, casa editrice Le Monnier. L'autore è Mirko Tavoni, un linguista dei migliori in circolazione. È in 4 volumi e è dedicata alle medie, cioè le medie inferiori, quelle ai cui docenti ci stiamo rivolgendo con questo corso. 4 volumi e una trattazione ineccepibile, piana e senza lacune delle norme che regolano il funzionamento e la produzione in lingua italiana. Sul perché non abbia avuto successo ci sono varie ipotesi, che non faccio io ma le ha fatte l'autore stesso, e queste ipotesi vanno dalla mole, cioè dalla quantità di informazione che c'è dentro, fino all'idea che la grafica non abbia incontrato il gusto. La grafica è brutta, francamente, insomma, un po' così, insomma, un po' non accattivante. Però, insomma, vale la pena di spezzare una lancia. Dico ai docenti che sono nelle sedi periferiche, se ce l'avete in biblioteca di scuola vostra, della vostra scuola media, prima di far lezione andate a vedere cosa dice Tavoni su quell'argomento, perché lo troverete ben presentato, cioè vi aiuta e ha dei buoni esercizi, delle batterie di esercizi che traggono spunto di solito da libri per ragazzi di grande diffusione, da Peter Pan all'Isola del Tesoro, a forse anche Harry Potter, nelle buonissime traduzioni italiane che esistono. Non so se Harry Potter ci sia, francamente, ma sicuramente Peter Pan e l'Isola del Tesoro e il Piccolo Principe, insomma, questa letteratura per i dodicenni, ecco, è ben utilizzata e funzionalizzata agli esercizi. Bene, un'altra cosa che si può fare, e ormai abbiamo imboccato quella strada, è fare grammatica giocando. Abbiamo imboccato quella strada perché da quando è apparso l'Agnello Rivo non abbiamo occhi e orecchie che per lui. Si può giocare. Si era detto proprio, anzi aveva detto, mi pare, Livia Andrigo nella prima lezione, che quando si parla di riflessione sulla lingua o grammatica, un freno al coinvolgimento degli studenti viene dal fatto che questa attività non ha mai una realizzazione giusta al 100% e una sbagliata. Non si arriva mai al record, non si arriva mai ad essere soddisfatti perché è tutto giusto. Non è come la matematica, non è come la geometria. E allora giocare diventa più complesso, cioè ogni esercizio, ogni attività rischia di avere una fisarmonica
in cui al centro, nel nucleo, c'è l'accettabilità diffusa di quell'uso o di quella risposta. E però c'è tutta una zona grigia in cui, ma forse sì, forse no. Però si può provare, voglio dire. Io non sono mai stata nel comitato organizzatore delle Olimpiadi dell'italiano, ma penso che l'idea guida di un simile torneo sia l'idea che sicuramente certe risposte sono migliori di altre, o addirittura che si può concepire un esercizio in cui la risposta giusta ci sia. Anche perché se in fase di correzione di un qualunque tipo di elaborato degli studenti noi esterniamo delle critiche, diciamo no, qui non avresti dovuto dire così, perché non si capisce, oppure perché questa frase è infelice, è troppo colloquiale, eccetera, lo studente torna a casa o torna al suo banco dicendo non gli è piaciuto al professore, non gli è piaciuto, cioè non ho sbagliato, ho detto male, ho fatto un errore di ortografia, di sintassi, di lingua, eccetera. No, non gli è piaciuto perché c'è una specie di convinzione diffusa secondo cui o azzecchi quello che il professore si aspettava da te, oppure prendi 4, ma solo per una questione di orientamento di gusto, cosa che noi ben sappiamo che non è vera, ma è difficile trapiantare questa convinzione negli studenti, soprattutto quelli più alle prime armi, come sono gli studenti delle medie che hanno subito il trauma di passare dalle elementari con la maestra materna alle medie con i professori variegati e magari anche un po' arcigni. No, se poi gli diamo 4, o gli date 4 perché io non sono insegnante di quelle scuole lì, succede che, non so, io gli sto antipatico, oppure non gli piace il mio stile, o altre amenità che possono in parte essere vere. Quindi si possono concepire dei giochi in cui ci sia di sicuro la riuscita certificata o il fallimento certificato, ma che contengano al loro interno la possibilità di instradarsi verso la direzione giusta e anche abbiano un aspetto giocoso per davvero e si prestino a delle varianti ulteriori. Allora, io, scusi, faccio un'invasione di campo. Ho portato un paio di cose proprio, sì, un paio di cose da nulla. Allora, questo per esempio, che non è mio, è di Umberto Eco, anzi degli allievi di Umberto Eco. Ho messo poi in calce la provenienza. Questo piccolo testo, intitolato Sfogo d'Orco, dice così: sono Pogo, orco non noto, mostro sozzo, d'orto losco, col gozzo voto, goffo movolo d'osso, o volo, ok, non posso, col tronco grosso, o scorto, monocolo tosto, lo bosco scosso, pollo, porco, trotto molto, omo, buono buono, corro, lo colgo, torto ho lo collo, l'ho morto, mo lo mordo. No, dopo cotto col fuoco. Con l'osso godrò brodo, col corpo troppo tocco, morrò colmo col colon rotto. Mosto? Poco poco. Son sbronzo, lo so, sbocco sodo.
Bolo orroroso, color pomodoro. Allora è truculenta questa storia, naturalmente, perché è una specie di pasto di Polifemo, un orco cattivo che si mangia il passante, ma non è interessante per quello, naturalmente, è interessante per un altro motivo, perché è il risultato di un gioco. Un gioco il cui scopo è costruire un testo monovocalico in O, cioè dove compaia solo ed esclusivamente la vocale O. Cosa che gli allievi di un corso di laurea in comunicazione, sono i tempi gloriosissimi in cui a Bologna è stata accesa per la prima volta la facoltà, corso di laurea in realtà in comunicazione, e se n'era occupato proprio Umberto Eco, che poi, siccome si divertiva, all'inizio almeno si divertiva, ha organizzato anche tutta una serie di seminari, laboratori dando spazio a esperienze anche di questo tipo, e alla fine di quell'attività ha pubblicato un libro, il cui titolo, un librettino che ha avuto una circolazione esigua fra amatori, un librettino intitolato Povero Pinocchio, l'abbiamo, il titolo esatto è qua sotto, Povero Pinocchio, giochi linguistici degli studenti al corso di comunicazione. Siamo nel 95. E questa cosina è divertente, ma non è una novità, nel senso che l'esperienza veniva abbastanza da lontano. Veniva da lontano soprattutto dall'ambiente culturale francese. Gli esercizi di stile di Queneau, che ho qui, ma che tutti conoscete, in cui il testo francese, che presenta 99 variazioni stilistiche, cioè 99 esercizi di stile a partire da un testo base, un testo qualunque, arbitrariamente scelto, questo testo francese era stato tradotto e in parte rielaborato per adattarlo alle necessità della lingua italiana proprio da Umberto Eco. E forse dalla costola di questa riflessione nascono anche giochi come quello dell'orco Pogo. Abbiamo l'agnello Rivo e abbiamo l'orco Pogo. Ormai un bestiario è diventata questa cosa. Qui ci sono vari giochi linguistici realizzati proprio in punta di penna, cioè con grande eleganza, con grande finezza e con grande divertimento. Ma per venire a luoghi e ambienti più vicini a noi e più vicini all'utenza che abbiamo in mente, cioè gli studenti nostri, gli studenti in particolare delle medie, conoscerete altrettanto bene anche questo, Ersilia Zamponi, I draghi locopei. I draghi locopei è un altro animale, naturalmente, ce ne abbiamo uno in più. I draghi locopei è l'anagramma di giochi di parole. Ersilia Zamponi insegnava alla scuola media inferiore, se non ricordo male, e ha tenuto dal 1982 all'85, epoca ormai lontana ma gloriosa, ha tenuto un laboratorio, quindi dopo le ore curricolari, nella sua scuola a Bologna, anche lei credo, un laboratorio di giochi di parole, che era pensato anche per attrarre la curiosità e l'attenzione degli studenti che avessero dei disagi scolastici o che avessero provenienza linguistica diversa, eccetera, eccetera. È stato un successo. Quel laboratorio è diventato la punta di diamante delle attività scolastiche e è riuscito così bene da dare luogo a un libro in cui la guida è dell'insegnante, ma la farina è del sacco degli studenti. Quindi c'è, e poi basta prendere
Bartezzaghi figlio, e la sua rivista, e la sua rubrica, scusate, settimanale che si intitola Lessico e nuvole, sul venerdì di Repubblica. Ormai sono non so quanti anni che la tiene, e i giochi che propone di settimana in settimana sono sempre giochi linguistici, sempre nuovi, sempre più raffinati, eccetera, ma è partito da cose non tanto diverse da quella che abbiamo appena visto, cioè testi monovocalici, oppure testi in cui tutte le parole cominciano con la stessa lettera dell'alfabeto, cioè omeoarco. Tutte le parole cominciano nello stesso modo, o almeno le parole semanticamente piene. Magari gli articoli, gli avverbi li lasciamo fuori, no? È un gioco che hanno fatto anche i poeti. Prendete Sanguinetti, che è tanto serioso, poverino, era tanto serioso a volte, ma poi ogni tanto giocava, e Sanguinetti ha scritto addirittura dei sonetti con questo vincolo molto stretto dell'inizio di ogni parola di un intero verso con la stessa lettera. Cito: se sa sedurti soltanto un sonetto, S. Il verso successivo ha parole che cominciano tutte per A. Amore ardente, amato, amarilli, eccetera. A. E poi N. Nudo, nervosetto, eccetera, fino a comporre in verticale sanguineti amat, cioè 14 versi, quelli di un sonetto canonico, in cui ogni verso è soggetto a dei vincoli di ordinamento, perché bisogna ottenere l'acrostico desiderato, quindi in verticale, e vincoli orizzontali di scelta lessicale e sintassi, per avere sullo stesso rigo tutte parole che cominciano nello stesso modo. È un bel gioco, non possiamo chiedere ai nostri studenti di essere altrettanto arguti e acuti, ma qualcosa si può fare. Qualcosa si può fare perché, come dicono quelli che la sanno lunga, ci sono tanti spazi nella lingua italiana inutilizzati. Lo diceva perfino Manganelli, quasi con queste parole, cioè c'è tanto spreco nella lingua, ci sono tante cose di cui non andiamo in cerca se non abbiamo una constraint, cioè se non abbiamo un vincolo che possiamo imporci da soli per vedere quanto siamo bravi, o che può esserci imposto dall'esterno per un gioco o per una scommessa o per una sfida. Quindi le cose si possono fare e si possono fare con una possibilità combinatoria quasi infinita, perché possiamo fare il testo solo in O, solo in A, solo in I, solo in E, oppure un testo senza. No? Possiamo fare i lipogrammi, che sono simmetrici a questa idea monovocalica dell'orco pogo. Il lipogramma è un testo in cui il vincolo consiste nel togliere. Il verbo greco leipo vuol dire sottraggo, mi allontano, no? Tolgo. Nel lipogramma ne ho scelto uno che è appunto la traduzione di Umberto Eco dell'analogo lipogramma di Queneau. Nel lipogramma si può togliere una lettera dell'alfabeto qualunque. Mi dicevano, ma io non ho mai visto il film, che c'è un film di Macario o una gag di Macario, ma nessuno sa più chi fosse Erminio Macario, era uno che faceva il cabaret, insomma, l'avanspettacolo forse, ma ha fatto anche un film in cui
dei dinamitardi gli avevano messo una bomba collegata al tasto della macchina per scrivere della R. Lui scrive, ma avendo fatto un lipogramma involontario non schiaccia mai il tasto della R, quindi la bomba non esplode. Allora, il lipogramma in E. Ci sono anche quelli con le altre vocali dentro agli esercizi di stile, ma ho scelto questo per vari motivi. Il primo motivo è che la E è la vocale più diffusa nella lingua italiana e quindi è più difficile toglierla, farne a meno. Qui vi ho messo il risultato, cioè quello circondato dalla cornice è il testo senza la E, ma sotto ho messo il testo base per poter verificare che le cose siano state fatte correttamente. Possiamo leggerlo e convincerci che non ci sia nessuna E, ma vediamo come è stato ottenuto questo risultato. Un giorno, diciamo 12 in punto, sulla piattaforma di coda di un autobus S, si chiama linea S nel testo base, ma la E di linea va tolta, quindi un autobus S. Vidi un giovanotto dal collo troppo lungo. Indossava un copricapo, è un cappello nel testo base, ma diventa copricapo, circondato da un gallon. Per togliere la E è stato fatto un troncamento della parola. Avrebbe potuto dire cordino, ma gallon gli è piaciuto di più evidentemente. Cioè, c'erano varie possibilità di ottenere il risultato. Circondato da un gallon tutto intorcicolato, parola che non esiste ma viene coniata e varie analogie permettono al lettore di capire cosa vuol dire. Costui apostrofò il suo vicino urlando: tu di tua volontà mi schiacci quanto la scarpa si vuol copra, cioè il piede, ad ogni monta o dismonta di qualcuno, invece che ad ogni fermata. Poi non parla più, occupando un posto non occupato, invece che libero. Non molti minuti di poi, scorgo colui, si poteva dire benissimo lo scorgo, no? Si evitava la E lo stesso, ma qui il traduttore si è imposto anche una linea stilistica, evidentemente. Scorgo colui al luogo di raduno di molti vagoni, che è la Gare Saint-Lazare, che non si può dire perché ha la E. Parlando, e qui ci metto un asterisco, scorgo colui parlando con un amico, il qual gli intima di spostare un poco il botton, come gallon, di un suo soprabito. Allora, il motivo della mia scelta, il secondo motivo della mia scelta, dopo il fatto che l'ipogramma in E è il più difficile da fare, probabilmente, il secondo motivo sta in queste particolarità del testo. E in realtà io cercavo una sostituzione di che tolto per far spazio a il qual, perché mi ero impegnata a parlare dei pronomi relativi oggi, o almeno insomma un orientamento era quello. Si può togliere che, perché ha la E, e lo si può sostituire con il suo diretto concorrente, che è il quale. Ma il quale si può troncare come gallon e come botton, cioè una parola che si presta ad essere troncata in italiano, perché la consonante finale è una L, e negli altri casi è una N, potrebbe essere una R, cioè questi sono i 3 casi di consonanti che possono stare esposte in fine di parola nella nostra lingua.
Quindi andavo cercando proprio questo, cioè cercando un il qual che stesse al posto di che, per montarci intorno il discorso dei pronomi relativi possibili. Però poi guardandolo meglio, questo testo, ho notato anche un'altra cosa di cui avevamo deciso che si poteva parlare, cioè gli usi del gerundio in italiano. E quella frase lì poi non parla più, no scusate, non molti minuti di poi scorgo colui parlando. Questo qui è un caso interessante. Interessante, e adesso proveremo a parlare almeno di uno di questi due aspetti e poi magari facciamo una pausa, parlano le nostre graditissime ospiti che ci devono mostrare degli esercizi interessanti, delle attività interessanti e quindi magari dico qualcosa sulle relative. In questo file c'è una specie di schema che riguarda le relative molto, come dire, sobrio, per non dire addirittura di peggio, ma insomma una specie di scaletta delle cose che non vanno dimenticate. Allora, le relative. Hanno vitalità nella lingua italiana le relative? Hanno una grandissima vitalità e nella lingua dei ragazzi, giovani e giovanissimi, occupano un posto assolutamente preferenziale fra le subordinate. Il primo posto senz'altro, così sono i conti, le statistiche che ci vengono presentate. Non ho mai fatto nessuna verifica empirica, ma penso che sia vero. Quindi le relative sono un argomento sintattico di cui vale la pena di parlare. Vale la pena di parlarne perché sono molto interessanti, fra l'altro. Vivono nell'uso parlato e scritto, soprattutto quando sono introdotte dal pronome relativo che, il quale pronome relativo è a sua volta degno di nota perché è un pronome ma al tempo stesso è una congiunzione. Cioè lavora, fa un doppio lavoro, è uno staccanovista. Unisce due frasi, la reggente e la subordinata, fa da ponticello fra due frasi e quindi è una congiunzione, ma è anche un pronome perché sta al posto di un nome, lo sostituisce. E questo nome deve essere presente nella reggente, altrimenti la relativa non funziona. Il nome sostituito dal pronome che sta nella frase reggente e si chiama antecedente della relativa o testa della relativa. Non si può fare diversamente. Non solo, ma le relative in italiano sono sempre a destra della loro reggente, mentre per esempio in turco sono a sinistra, perché il turco ha una sintassi diversa da quella italiana. Conosco qualche caso raro di relativa a sinistra, per esempio Gozzano. La lunga che già pesa nostra catena antica. Nelle due strade dove si parla della signorina Graziella che va sulla bici piccola. La lunga che già pesa nostra catena antica, cioè la nostra storia d'amore un po' ormai stantia, dice l'avvocato. È una relativa che precede la reggente e quindi il pronome relativo precede quello che dovrebbe essere il suo antecedente, ma sono
casi pochissimi di attestazione di questo modello nella nostra storia linguistica e letteraria. Quindi si chiama antecedente proprio perché di solito sta prima. Allora, ho fatto 2 esempi proprio banali, da cui si possono ricavare alcune osservazioni. Intanto il che è un pronome relativo invariabile. Rimane sempre con questa faccia qui, che però al suo interno ha delle informazioni di genere e numero. Le prende dal suo antecedente, senza mostrarle al di fuori, ma poi le riverbera sul suo verbo. Quindi Maria detesta i compagni di classe che non suggeriscono mai. Presenta un che invariabile, ma al cui interno c'è maschile plurale. E questo maschile plurale va a costituire un accordo col verbo suggeriscono, o per meglio dire non suggeriscono, che è effettivamente un verbo plurale. Che sia anche maschile non si vede, ma se avesse i suoi indicatori, se fosse una forma verbale che richiede anche l'esplicitazione del genere, ci sarebbe un maschile plurale. Il secondo esempio, Manuel fa un lancio lungo a Pietro che era scattato in avanti. Abbiamo di nuovo un che invariabile, ma la frase nel suo insieme, e la relativa in particolare, hanno caratteristiche diverse da quella sopra. Anche in questo caso che possiede i marcatori morfologici, li prende da Pietro che è l'antecedente. Era scattato, è una forma verbale singolare e con accordo maschile, come Pietro. Però dove sta la differenza? Intanto si nota che nel secondo esempio, nell'esempio B, c'è una virgola prima del che. E nell'esempio A questa virgola non c'è. Ma se guardiamo meglio, vediamo che nell'esempio A la relativa precisa il senso della frase. Anzi, è indispensabile alla buona decifrazione del significato della frase, perché Maria detesta solo i compagni di classe, cioè quei compagni di classe che non suggeriscono mai. Cioè quella relativa è di tipo restrittivo o determinativo. Questi sono i nomi che può portare nella dicitura insomma, tradizionale. È di tipo restrittivo o determinativo perché è indispensabile per precisare il senso della frase. Mentre nel secondo caso, Manuel fa un lancio lungo a Pietro, è una frase perfettamente completa e comprensibile, a cui viene appiccicato, quasi come se fosse un'escrescenza di Pietro, questo ulteriore blocchetto, questa ulteriore catena di parole, come una apposizione. Si potrebbe anche dire Manuel fa un lancio lungo a Pietro, nel frattempo scattato in avanti. Cioè toglierle un po' i connotati classici della relativa. Però la frase non ha bisogno, la comprensione della frase non ha bisogno della relativa. Quindi questa è una relativa che chiamiamo appositiva o esplicativa, che ha una funzione di potenziamento informativo, ma non è indispensabile. Questo secondo tipo di relativa, di norma, nel senso che ci viene anche automatico farlo, è preceduta da virgola. Perché funziona meglio così nell'assetto di pagina scritta. Ma questa virgola in qualche modo c'è anche nel parlato. È una
È una pausa un po' diversa da quella pausa quasi inesistente che caratterizza le relative del tipo A. Bene, che è un invariabile, abbiamo detto, ha queste caratteristiche, introduce le relative. Noi sappiamo che il che meriterebbe un libro, perché non fa solo questo mestiere. Il che serve a tanti altri usi nella lingua e alcuni di questi usi sono opacissimi. Non abbiamo un nome per chiamarli, no, quello che si chiama che polivalente. È un oggetto misterioso, è un introduttore generico di subordinazione, sentito a volte come chiaramente scorretto, tipo Borca è un paesino che ci passavo sempre le vacanze da piccola. Questo lo sentiamo come scorretto, certamente. Ma se diciamo, vieni che te lo spiego, com'è questo che? Non lo sentiamo come sbagliato. Nel parlato, perlomeno. Vieni che te lo spiego io, oppure vieni qua che ti consolo. Che è? Quale che è? Ha uno spettro d'azione che è difficile ricondurre a una tipologia di subordinata sicuramente riconoscibile. Forse modale. Come nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Certe edizioni un po' datate ci mettevano un accento per dire è causale, ma se voi prendete le edizioni moderne della commedia non c'è nessun accento, perché non è affatto detto che sia causale, anzi, quasi sicuramente non lo è. È un che come quello dell'esempio che ho fatto prima, vieni che te lo spiego. Cioè, che la diritta via era smarrita in una situazione tale che si può dire che la diritta via era smarrita. Mentre invece per altri tipi di che abbiamo delle belle credenziali, il nome, cognome, non so, il che dichiarativo, il che completivo, o altri tipi di che, per non parlare del che aggettivo. Che cosa mi dici? È un aggettivo interrogativo. Oppure, che meraviglia, è un aggettivo esclamativo. E così via, insomma, del che si potrebbe parlare molto. Ma qui parliamo solo del che relativo. È invariabile. Ha queste marche morfologiche nascoste, che però si manifestano poi pilotando la forma del verbo, in genere e in numero. Si può usare sia in funzione di soggetto, come nell'esempio, Maria detesta i compagni, che soggetto della sua frase, cioè della relativa, della subordinata, quindi. Compagni che non rispondono, qui il che fa da soggetto. Ma io posso dire benissimo, non so se ho messo un esempio, mangia il panino che ti ho preparato, nella subordinata relativa, che è complemento oggetto. Il soggetto è io, ti ho preparato che, cioè il panino, come mi dichiara l'antecedente o testa. E già qui, secondo me, si assiste a una stanchezza dello studente che ascolta questa lezione, e l'idea che il che possa essere complemento oggetto è molto vacillante, anche negli studenti universitari spesso, perché la sanno dire ma non la sanno riconoscere. E comunque sia, il pronome relativo che può fare questi mestieri qui, può fare il soggetto o il complemento oggetto.
non può fare il mestiere di complemento introdotto da preposizione. Bisogna usare il suo caso obliquo, diciamo così, che è cui. Se c'è una preposizione, la relativa si fa con a cui, complemento di termine, di cui, complemento di specificazione, con cui, complemento di mezzo, di compagnia o quel che volete, eccetera, per cui e così via. Quindi cui, indeclinabile, invariabile anche lui, serve a introdurre tutti quei casi in cui nella relativa in apertura non c'è né il soggetto né il complemento oggetto. A volte cui può essere usato senza preposizione. È sentito come diafasicamente un pochino più alto. Per esempio, complemento di termine. Ho incontrato le persone cui avevi spedito l'invito, a cui è un po' più basso, più di livello medio, mentre cui da solo, come complemento di termine, è un pochino più elevato. Ma cui da solo serve anche a fare un complemento di specificazione molto carino ma in regresso, in quei casi in cui diciamo Maria, la cui sorellina minore, cioè la sorellina minore della quale Maria, è partita per le vacanze, eccetera, eccetera. Allora, in questo caso, cui non ha la preposizione di, e per di più è spostato. La cui, cioè non sta all'inizio della relativa, ma sta fra l'articolo e il nome. La cui sorellina, la sorellina della quale Maria. E questi sono i casi così, del funzionamento normale di che soggetto o complemento diretto, complemento oggetto, con il suo caso obliquo, cui, che si combina con le varie preposizioni o può stare da solo nei casi che ho appena esemplificato. Abbiamo detto che andavo in cerca in quel testo di una sostituzione, cioè andavo in cerca di trovare empiricamente un'occasione in cui il quale, o il qual, in quel caso, potesse essere messo al posto di che. E l'avevamo visto insieme. Allora, il quale è un sostituto buono di che, è anche un sostituto molto flessibile, è anche un sostituto più gentile, più, come dire, più esplicito nel mostrare le sue marche morfologiche, perché può essere maschile, il quale, femminile, la quale, plurale maschile, i quali, plurale femminile, le quali. Va bene come soggetto, una sostituzione alla pari fra che e il quale. Le grammatiche dicono che è di tono lievemente più formale, il quale rispetto a che, perché si fa più fatica a usarlo, più parole, più lettere dell'alfabeto. Quindi è sostituibile come soggetto, è sostituibile a cui in tutti i casi con preposizione, e allora ne risulta una preposizione articolata, al quale, alla quale, del quale, eccetera, eccetera, nella quale, nelle quali, ma non funziona affatto, cioè dà luogo a frasi agrammaticali, se proviamo a usarlo come complemento oggetto. Cioè non si può dire, non lo direbbe nessuno del resto, non è uno sbaglio che circoli e che vada corretto, non si può dire mangia il panino il quale ti ho preparato.
Questo non esiste in natura, insomma non esiste neanche, nessuno se lo lascia sfuggire perché non ci viene mai la tentazione di dirlo. Non mi dica, non mi dire che l'hai sentito. Ma è un ipercorrettismo. È un ipercorrettismo. Adesso interroghiamo le ragazze giovani. No, ma lo direste? Vi viene la tentazione di dire mangia il panino il quale ti ho preparato? Allora dietro c'è una coscienza tremebonda. Esatto, è un ipercorrettismo. Sì, accade, però non è un errore di quelli da cui bisogna trattenersi, è un errore per troppo di vigore. Comunque non si può usare come complemento oggetto. Mi fermerei qui. Se non avete problemi, non mi ricordo se c'è qualcos'altro in questa scaletta. Ah sì, c'è questa cosa carina, cioè che non si usa, non è felice l'uso di il quale, eccetera, nelle relative restrittive. Non è felice, però questo si può trovare. Si può trovare, viene fuori una frase poco convincente, poco informativa. Cioè la frase, se ci mettiamo il quale, tende a non sembrare più una relativa restrittiva. Il tipo Maria detesta i compagni di classe i quali non suggeriscono mai. Diventa positiva. Mentre invece, se noi la cambiamo un po', Maria detesta i suoi compagni di classe Paolo e Michele. La frase è completa. Ci si può mettere una positiva dopo, i quali non suggeriscono mai. È un'aggiunta di informazione e allora può funzionare con il quale. Vi ho distrutto la digestione. Maledetta grammatica. Maledetta grammatica, lo dice la parola stessa. Adesso ci divertiamo. Le studentesse che sono nostre ospiti oggi e che ci parleranno di alcune attività da loro stesse e dalla loro classe prodotte, vengono dalla scuola di Castelfranco intitolata a Florence Nightingale, sono allieve del professor Stradiotto, che forse invece di chiacchierare potrebbe presentarla. Pensavo che il professor Bruni prima avrebbe spiegato più o meno quali erano i problemi sui quali volevamo riflettere e poi avremmo mostrato le nostre cose. Dai, protesta, su. Si pensa, allora, il professor Bruni e la professoressa Fornasiero sono venuti a visitare i nostri ragazzi, i miei ragazzi, a scuola e insieme abbiamo affrontato alcune problematiche di grammatica sulla composizione dei nomi. Adesso il professor Bruni ci spiega quale aspetto della grammatica abbiamo affrontato, poi i ragazzi hanno creato delle attività, dei possibili esercizi, quindi il passaggio dovrebbe essere: il professor Bruni ci spiega l'aspetto della grammatica che abbiamo voluto affrontare, analizzare. I nostri ragazzi spiegano come proporre alcuni esercizi eventualmente in classe, giusto? Sì, con una obiezione che ci siamo dimenticati, se no non è divertente, no? Che ci siamo dimenticati la pausa. Anche, perfino tu sei d'accordo. Va bene, facciamo... Diamo il permesso alle sedi distaccate di fare una pausa, così la fanno anche loro. Appunto, questo era un po' anche il senso.